Ben ritrovati qui con noi, Pordenone Fiere, Radio.0 sempre presente negli eventi anche qui a Pordenone e seguiamo infatti la fiera Ecocasa, questo percorso che ci guida anche e ci dà il benvenuto in questo mondo della sostenibilità e non solo. Parliamo di edilizia sostenibile, di risparmio energetico e di ristrutturazione in questo lungo fine settimana che parte proprio oggi, in questo venerdì, già partito questa mattina ma che comunque continua per tutti i curiosi fino a domenica 12 settembre. La registrazione si può fare tranquillamente sul sito, direttamente qui a Pordenone Fiere, e si entra gratuitamente proprio per scoprire questo bellissimo percorso che per noi parte proprio da uno stand che si trova vicino al nostro. Stiamo parlando di MHD, siamo insieme a Tito, a cui diamo intanto il buongiorno. Buongiorno a tutti. E vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri social per dare uno sguardo intanto a questa piccola anteprima. Tito, allora, noi abbiamo un sogno un po' tutti in comune, quello di avere una casa o comunque uno spazio, quello che viviamo quotidianamente, sempre pulito, purificato, un po' diciamo perfetto. E certo. Con voi, insieme a quello che ci proponete, si può un po' arrivare anche a questo obiettivo. Esatto. Infatti noi ci occupiamo proprio di questo, già da 25 anni, MHD, che è la concessionaria di Maxima, che è un'azienda di Gorgol Monticano, in provincia di Treviso, che realizza e progetta sistemi di sanificazione e purificazione dell'aria. Tengo a dire che tutto quello che noi praticamente produciamo lo facciamo direttamente noi, quindi non siamo una commerciale che compra e rivende, ma siamo proprio dal produttore al consumatore. Abbiamo vari tipi di sistemi di sanificazione, tra cui vari macchinari, vapore e aspirazione e soprattutto per la pulizia comunque dell'aria. Sono macchine che comunque hanno prestazioni diverse in base alle esigenze che comunque il cliente ci richiede. Lavoriamo tantissimo con il privato, ma soprattutto anche con pubblica amministrazione, quindi scuole, oppure attività commerciali, quali non so, alberghi, piuttosto che comunque associazioni sportive o quant'altro, no? Beh, possiamo dire un po' anche che soprattutto il purificatore dell'aria l'abbiamo un po' riscoperto in questo periodo che stiamo vivendo, sì. Ma ci aiuta un po' anche a vivere meglio. Possiamo confermare questa cosa? Certo, diciamo che quello che ha aiutato tantissimo un po', diciamo, sulla sfortuna di questo momento storico è stato proprio il fatto del depuratore d'aria, che comunque una volta non era preso così come in considerazione come adesso con il discorso del Covid. Pertanto i nostri depuratori li realizziamo direttamente anche noi, anche questi qua, sono interamente in acciaio con sistema di fotocatalisi, quindi la cosa importante è che non hanno manutenzioni, consumano poco, ma soprattutto possono venire usati quando le persone sono all'interno, quindi hanno un sistema diciamo, di disinfezione, ovviamente sono tutti certificati con Covid eccetera eccetera, pertanto diciamo, vengono utilizzati quando comunque le persone sono all'interno. La differenza nostra diciamo, sostanziale è questa qua, dove ci sono sistemi di sanificazione comunque che prima devi fare la disinfezione e poi la gente, invece con questo sistema noi abbiamo sempre l'ambiente saturo, indipendentemente da quante persone comunque noi abbiamo all'interno della stanza. Questo, beh, un punto buonissimo direi. Esatto, questo va bene sia diciamo, per le famiglie, comunque per le persone che hanno problemi legate alle allergie o comunque pollini, polvere, quello che adesso si sente normalmente, esatto. E in più soprattutto per le attività specialmente scolastiche e anche magari case di riposo, queste zone qua dove praticamente abbiamo persone che hanno comunque difese immunitarie basse e sono comunque dei sistemi che aiutano moltissimo a respirare meglio, vivere anche meglio. Beh, noi abbiamo dato quindi una piccola anteprima, ma adesso volevo passare un attimo anche al lato pratico, perché Okay. vedevo prima anche dalla lontananza un po' del nostro stand come utilizzare proprio questo macchinario che dicevo ci aiuta anche direttamente negli spazi per proprio la pulizia più a fondo. Allora, diciamo innanzitutto, se posso far vedere, questa qua praticamente è uno dei nostri macchinari di punta, sistemi di punta, si chiama Mia 7. La cosa importante che lega tutti i nostri sistemi è che comunque già le macchine fanno la purificazione dell'aria. Non è diciamo, precisa come possono essere i propri purificatori, però comunque blocca le micropolveri direttamente all'interno dell'acqua, che è l'unico filtro che noi usiamo. Il nostro sistema è totalmente ecologico perché comunque utilizziamo acqua sia per pulire che anche per filtrare, ok? Quindi non ci sono diciamo, manutenzioni particolari piuttosto che sacchetti, ricambi e quant'altro, ma utilizziamo solamente acqua di rubinetto, quindi totalmente diciamo, ecologica. Per Okay? chi ci sta seguendo in radio l'idea è un po' quella di un piccolo aspirapolvere che noi ci portiamo in giro praticamente. Diciamo di sì, insomma, ecco, le macchine hanno varie funzioni, tra cui come dicevo prima la pulizia comunque dell'aria,
riusciamo a pulire l'aria più o meno in un'ora in 70-80 metri quadri, quindi riusciamo a fare un cambio di aria direttamente in un'ora in questa metratura, in base anche alla velocità, diciamo, del motore che c'è all'interno. In più ovviamente aspiriamo. Abbiamo dei motori a doppia turbina che riescono ad arrivare praticamente fino a 1200 watt di potenza e vanno in profondità, quindi per la disinfezione, diciamo, totale. E in più usiamo come sistema di detergenza proprio il vapore. Abbiamo un vapore a 160 gradi, in questo caso la mia 7 ha 7 bar di potenza, quindi diciamo che su un macchinario per uso casa e anche attività commerciale è di punta, ok? Abbiamo macchine anche che hanno potenze più alte, però generalmente mi permette sia di disinfettare ma soprattutto di riuscire a ridurre il tempo. Cioè in una passata noi riusciamo ad aspirare, lavare, sanificare e asciugare senza l'utilizzo soprattutto di detergenti e cose nocive tipo detersive e quant'altro. Beh, direi molto interessante e direi di invitare anche i nostri ascoltatori a venire a scoprirlo. Come vedete la parlantina non manca, quindi vi potrà spiegare veramente tutti i dettagli il nostro Tito, che intanto salutiamo, ma ricordiamo velocemente anche i contatti per raggiungervi, per chi non riuscisse a passare, a venire a conoscere te e tutto il tuo simpaticissimo staff, Tito. Allora, noi abbiamo il nostro ufficio dove facciamo praticamente le formazioni, abbiamo il gruppo a Fontanelle in provincia di Treviso, in via 1 maggio numero 5, ok? E il nostro sito internet comunque è mhd.it, ok? Perfetto, Tito, allora grazie. Se vuoi intanto lasciare ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo sui social una piccolissima dimostrazione, mentre io ricordo che le date saranno fino al 12 di settembre qui a Pordenone Fiere Ecocasa, e quindi venite a trovarci, passate a trovarci. Intanto sui nostri social una piccola dimostrazione anche del funzionamento. Ecco Tito, allontanati un attimo che sennò il rumore ci entra troppo nei microfoni, però un sistema veramente molto interessante, tutto da scoprire, e quindi Pordenone Fiere Ecocasa vi aspetta. Venite a seguire anche tutti i percorsi, come dicevamo, ma anche tutti i convegni che saranno presenti proprio qui a Pordenone Fiere. Ce ne sono veramente tantissimi e potete scoprirli sul sito ecocasa.pn. Noi naturalmente di Radio.0 vi aspettiamo. Io intanto mi avvicino a questa bellissima dimostrazione, vi aspettiamo al nostro stand che si trova proprio qui vicino a quello anche di MHD. Venite a portarci le vostre ricette e naturalmente la nostra Gloria sarà pronta anche ad accompagnarvi con tutte le novità di Radio.0. Intanto vi ringraziamo per essere stati con noi, ma gli aggiornamenti sono ancora tanti, quindi seguiteci Radio.0 su tutti i social e naturalmente su tutte le nostre frequenze. Intanto io vi saluto qui da Pordenone Fiere e ci risentiamo tra pochissimo, sempre Radio.0.